No, I'm not a writer. Guarda che hanno anche i sacchetti per i cani, altro che da noi, cioè ci sono anche da noi, però da noi sono sempre vuoti perché arrivano gli approfittatori e se li ciucciano tutti. Uno dei mega yacht che abbiamo visto a Saint-Tropez deve essere il titolare di questa gelateria perché 2 palline 4,50 e va la gente che non le ha. Vabbè, da matti. Le caramellerie, bellissimo, tutte ste viette, questi negozi tipici, gelaterie, dopo c'è pasticcerie, panifici, negozi solo di hawaianas, sia qui che a Saint-Tropez, bellissimi cazzo. E tanti negozietti di souvenir proprio tipici, cioè non le solite cineserie, hai capito? Tipo qua, vedi, fanno tutte le borse, le cose, quei sacchi in vimini. E per ringraziando Dio però col discorso che vivo in camper adesso non serve più che mi riempio di puttanate, quindi è un'ottima scusa per non buttare via skate in puttanate che alla fine non mi servono, cioè souvenir, ho le mie foto, ho le mie cose e via. Guardate Zingani, tutte le cose di Volkswagen e dopo loro mi diranno no perché non ce ne hai preso uno, guardevi e basta e reste qua voglia come i putei. Guarda, classica giornata, 32 gradi, però col discorso che non ho fumato oggi, a parte una stamattina, ma sono stato tranquillo, carico, quindi me la faccio a piedi, la mega salita, e vediamo di fermarci al supermercato a prendere vinello e un'insalata. Sai che simpatici questi hanno messo l'ua, con la rete anche perché non gliela ciulino. Guarda che casettine tipiche strane e ora che razza di salite si deve fare il Zingano ogni volta. Porca troia, che in GoPro ovviamente non si vede mai la rapidità, no? Bellissimo posto Cassis, pieno di fiori, natura, negozietti, bello, bello. Quello lì il supermercato, aperto non stop dalle 9 alle 19:45, buono. Sì, caro come il male, veramente, cioè qua se la gente non prende minimo 2000 euro al mese, veramente non so come fanno a vivere. Diciamo che la roba più o meno costa il doppio qua. Or dunque, la tipa mi ha mandato a prendere l'autobus qua, io un autobus l'ho fermato, gli ho chiesto se andava nella spiaggia dove dovevo andare, mi ha detto no, non so un cazzo, allora la faccio anche un po' da culo. E allora noi piano piano, che cazzo sono? Ah, perché aveva il piccio. Piano piano andiamo a piedi, che cazzo te devo dire? E non ci prendiamo la baguette qua, nella boulangerie. Magari c'è la tipa con le lingerie, boh, adesso proviamo. E dovevo fare la cosa tipica, no? Tipo la mega baguette che ti esce dallo zaino come l'antenna di un CB. E dopo ci ho preso la cosa, le croissant. Vedi qua, che bel croissant che mi pincio adesso. Non è detto che sia nella strada giusta, speriamo. Anche perché sono proprio nella strada, porca troia. Guarda cacchio, finisco io ogni volta. Ah, la rocca è lì in fondo, pensavo di passarci, invece no, è lì in Monega. Noi la tipa, molto gentile, mi ha detto che dovevamo arrivare al casino e dopo girare a sinistra. Però boh, ho anche un po' di timore a chiedere, perché ogni volta che tu chiedi c'è chi ti manda a nord, chi a sud, chi ad ovest, chi a destra, quindi... le panoramiche, le parking panoramiche, oppure le panoramiche intendevano sti merda di appartamenti qua. Allora vedi, noi dobbiamo andare in una di quelle spiagge là, cazzo se ne abbiamo da camminare secondo me. Vabbè, insomma è una cosa che si fa una volta nella vita e dopo per me non la facciamo più. O forse no, bisogna andare dopo quella montagna là. Ok John, questo è il parcheggio del casino. Guarda là, i pitbull vietati e a Kita no. Ah, capisci sta storia. Comunque, per il casino è qui e noi dobbiamo girare a sinistra. Porca troia, ma in salita. Insomma, com'è la baguette? Pan crudo, accompagna la brioche de croissant. Pan crudo, più aria che altro. Comunque niente che, vabbè, l'ho presa solo a titolo simbolico, perché devo andare in giro con la baguette. Guarda sti qua, un sacco come palombari, porca miseria, cosa c'è par Moby Dick? Roba. Vabbè, a parte questo, potrebbe esserci un po' di gente perché purtroppo qua vicino vedi c'è un parcheggio con l'altezza massima 1,90, quindi non per camper, ma ci sono tante macchinine, no? Beh, io ho voluto viverla così, però si tiene conto che non è facile, ci sono tanti sali e scendi, no? Quindi insomma sotto il sole, che cazzo?
è una bella impresetta, però insomma cammini piano e ce la fai. Ovviamente dietro, come tutti, ho una bottiglia di 1,5 litri di acqua in zaino, quella è indispensabile per girare qua. E stavolta mi sono portato anche l'ombrellone, guarda qua. E che cacchio, no, capito? Il primo ombrellone della mia vita, preso in Francia, no? Un bel ricordino, anche se un giorno si romperà, quindi devo vedere di trovare un altro piccolo, non proprio souvenir, un qualcosa di materiale. Ho il braccialetto del campeggio, però insomma un qualcosina di leggero e magari utile da tenere in camper. E una roba tutti da borotalco, perfino i teenager sa da borotalco, i vecchi sa da borotalco, tutti sa da borotalco, perfino l'acqua del campeggio sa da borotalco, non so, c'è borotalco ovunque, altro che il sapone del Marsiglia, perché qua siamo sotto la Marsiglia, no? Oh, ecco il cartello, Plage delle Arene. Non si può andare da qua. Sir, sorry, a question, for the beach, la plage, qua? Qua? Grazie. Molto gentili. C'è un altro fiaga, entravo in casa e mi buttavo su il caffè. D'altronde è un canale un po' così, un po' occupatore. Siamo, guarda qua, siamo in mezzo ai vigneti, ma vigneti anche sfigati in confronto ai nostri, cioè sono, non dico la metà come altezza e corposità del fogliame, però insomma ci siamo, e portando una col quad. Buono cazzo, molto buono. Qua io da passe e conoscendo fa vedere. No, gradinata con quel coso e che lusso, guarda che acqua trasparente. Sì, ma non è questa quella che io volevo andare, vuoi vedere che è un bel po' dopo, è quella. Vabbè, intanto facciamo una sosta qua e dopo vediamo di andare di là forte. O ci vado a nuoto? No, non so, è mono. Sì, la pausa la facciamo qui, guarda che acqua trasparente, o come dice mia nonna, che acqua strasparente, tutto collegato. Allora adesso vado fino di là per sti scogli qui e mi butto lì dove c'è l'ombrellone dei tipi, guarda che roba, anche massa, sì. E che bene o male c'è anche il sentierino qua, dai, allora di lusso, pensavo di dover fare l'equilibrista solo ai pieroni. No, dai, buono, molto buono. Lo scorpioni, robe strane qua, che non so, sotto il sole così, in France. Però io farei un altro piccolo sacrificio, camminerei un po' più avanti in quella spiaggia lì, dove c'è l'ombrellone rosa, perché è dopo le barche buttano tutta la schifezza a riva, hai capito? Quindi noi stiamo in quell'insenatura là e via. Dai, ne vale la pena, perché c'è la maialona lì con le tette fuori, che porca miseria, 2 tette, visto che roba.